Sì, applaudite che ha bisogno, anche voi. Non siate timidi. Dai. L'ultimo scambietto, vecchie carogne. E basta, serve anche qua, guardate dove che si arriva soprattutto i colpi, avambraccio, vedi io? Dopo ti ho visto un altro, va bene. Un bel applauso per Titus e per Sato! Dopo che gol, aspetta, no, voi due, venite, Valois, è pronto? Sito sempre. Gioco così, siamo ormai banchi, siamo circa nel 1600, e qua con quella che c'è una sciabola, che giustamente si mette fermo perché queste spalline qua ne pesa come queste, arrivare sugli occhi, è proprio scritto occhio agli occhi. Quindi, e per il prode Nicolas. Signori, a voi. Vedi come che deve essere una scherma olimpionica. Questa è una scherma da terreno, ma si è basata sul dramma, non per far conto, ma per far male. Toccare all'ama e rivale, come che vi adesso che ha fatto Nicolas, sendare, prendere, fare una picchiata all'ama per andare per punta. Bravi, perché fra poco che viene a sorpresa, Chiarita è il terzo contendente che cercherà via il trofeo. Che scambio questo? Bravo. Bravo. Bel colpo del punta in affondo. Avete visto? C'è la scherma che lascia pochissimo spettacolo, ma si chiama di salvazione, il tentativo di venire fuori senza farsi mai. L'ultimo scambio, brutti bussati che non si hanno. E va bene così. Bell'applauso per Nicolas, Gino e Valoi, siete qua per divertirvi. Adesso, prima di passare alla box, prima della box, che sarà un piccolo esempio di box antica, introduciamo quello di gladiatura vero e proprio. E qua bisogna versare la porta. La gladiatura è completamente diversa
da quelle che voi che avete visto sui film. Intanto, per il gesto di Aman, che dopo vedremo di vedere qua vedremo qua cos'è. E due, perché chi che moriva in arena c'era pochissimo e soprattutto non poteva combattere quelle armi che voi ora. Ma ti vedremo sul gladiatore, gli vedremo dentro una tora, ognuno toglie l'arma che vuole, questa si è stato. Non era così. I combattenti, i gladiatori usava sempre la medesima panoplia, sempre medesime armi, quindi c'era fortemente stigmatizzato e fortemente contestualizzato. Provocatori qui provocatori, Mormillo contro il Trace, lo Plomaco che su qua, e vi farò vedere uno dei più incredibili combattimenti dell'antichità, che se qualcosa se è lontano dalla guerra, è questo. Il prode Marcus Secuto! Il valoroso Vorenos Reziario. E adesso vi spiego un pochettino le figure che mi fuori da questo. Allora, qua abbiamo un carro armato, elmo tondo, perché a rete non si figli, un bel scudo, evitare gli angoli, per impedire che si investa a rete, una spongia qua a protezione della parte alta, pancera, nella protezione della parte più delicata, qua abbiamo l'aorta addominale, 4 cm che dicevo prima, e che si estrasse, come si suol dire. Uno crea protezione della gamba che segue lo scudo, una manica sulla sinistra a protezione del braccio e una sica, da cui la parola sicario. Contro chi? Contro un improbabile uomo. Nolga elmo, nolga scudo, e che una pantera, e si è protetto solo qui qua, e ha un tridente e una rete, un coltello, un pescatore. In guerra non te che è così, è evidente che sia un combattimento realizzato. Fuoco contro acqua. Iu, che proprio perché non ga niente e ga cercare di evitare l'attacco di Iu, che in latino è il contrareziario o secutor, l'inseguitore, che ha tutto l'interesse ad avvicinarsi contro Iu, che ha tutto l'interesse a non farsi scippare. Che la cosa succede quando che le stabie incontra l'inamovibile? E può essere questo. Io da schivarlo, provocarlo, usa rete per irretirlo, perché se è difficile sciaparlo in gabbia qua rete, da solo che fastidio, e deve provocare l'attacco del toro. Al solito, praticamente la situazione è questa, che ti metti proprio come un torero, che io provochi, che ti metti a e quando non si si vicino arriva l'attacco, spostamento e colpo. Ma vi rendete conto, chi sa che quando mi sono messo in questa maniera, a parte libera, è solo che questa. Quindi che mostro il corteo al pubblico, giro così, aspetto una che dà una schiena, così sono ancora e questo specialmente in Spagna che è molto dorato, c'è un gladiatore che rinunciava a cittadinanza per fare gladiatore, se beccava 250.000 euro corrispondenti all'epoca. Moriva pochissime persone, una volta all'anno nei Nuera,
io come lo studio, no? Vero? Invece l'equilibrio, non te potevi non essere equilibrato. E qua pararia una situazione abbastanza strana. Di solito la gente fino alla terza volta dice rialzati, dopo terza volta. Però, esatto, sì. Quello che si rialza pubblico, voi che te comprate ancora un vino